Una manifestazione imponente fra la stazione ferroviaria e Rialto è l'adesione degli istituti veneziani alla protesta studentesca nazionale e i ricercatori di Ca' Foscari posticipano i corsi. Gli inviati Luca Colombo e Paolo Colombatti. Combattiamo questa riforma! Combattiamo questa riforma! Ragazzi, Venezia c'è! È come se c'è! Turisti cercano un percorso alternativo. La muraglia studentesca sbarra la strada, marea che ingolfa calli e ponti. Chi la fotografa, chi aspetta che passi. Allievi delle scuole superiori, tanti in corteo a Venezia. Protesta nazionale contro la riforma del governo. Il coordinamento studentesco, area disobbedienti, la rete degli studenti medi vicina alla CGIL, che ha proclamato nella stessa giornata lo sciopero generale nella scuola, con Unicobas e USIAIT e all'università. La prima ora di ogni turno, docenti, tecnici e amministrativi. A Ca' Foscari i ricercatori di lettere e lingue hanno fatto slittare i loro corsi di 6 mesi, di 1 mese a scienze. A economia saltano supplenze ed esercitazioni. I ragazzi delle scuole sfilano con caschi da cantiere. Per simboleggiare la ricostruzione della scuola pubblica che noi vogliamo fare. Bisogna far sentire la nostra voce, insomma. Dicono basta con i tagli, con la girandola dei precari, vogliono più ore di laboratorio e una riforma efficace deve coinvolgere gli insegnanti, restituire loro il giusto prestigio sociale, premiarne la competenza e la passione. Stiamo cercando una condivisione con gli insegnanti. La nostra idea è che una riforma seria della scuola e non i tagli che ci stanno rifilando deve partire da chi la scuola la vive. Vederli così tanti mi fa veramente piacere, perché hanno una voce, ci vogliono, sono il nostro futuro questi ragazzi.